il sondazzo, ragazzi, è il sondazzo, ragazze, uomini e donne, animali, tutti all'ascolto, sì, perché il sondazzo non fa male, anzi fa d'un bene, sì. Allora, siamo alle ultime 2 settimane, le ultime 2 settimane, ragazzi, amici del G. Cercherò di in qualche modo accontentare delle vostre richieste il più possibile. Si accumulano sempre, non so perché, verso la fine della stagione, prima che un mese ci divida. Insomma, in effetti fai questo, fa questa, come faccio a farli tutti? È difficile. Però oggi ho portato la chitarra, e se ho portato la chitarra, secondo voi che cosa potrei fare oggi? Perché molte sono state le richieste per le serenate, appunto, no? Le serenate, cari amici del vostro caro dolce amaro amico G, è il momento di chiamare qualcuno e di in qualche modo coinvolgerlo in una serenata naturalmente che parte dalla SIP, Servizio Idilli e Passioni. Tanto guarda, facciamo una cosa, la prendiamo dopo, la prendiamo dopo in mano la serenata, la chitarra. Ecco, facciamo così, prendiamo prima un nome, bisogno del nome. Ecco, questo nome qui, questo nome di donna mi sembra carino, proviamo. Poi sai, la serenata viene bene o viene male, anzi viene sempre male, perché sono sempre bruttissime queste serenate, non importa, devono esserlo, però insomma a seconda delle rime, di quello che capito. Ecco, il nome è un nome che mi ricorda un bar che non so se esista da qualche parte. Pronto, buongiorno, è la signora? Pronto. Signora? Ma chi è? Signora, è la signora Armida? No, sono la sorella. Mi passa la signora Armida? Non c'è la signora Armida. E quando torna la signora Armida? Non lo so. Non lo sa? No. È più giovane di lei la signora Armida? La signora Armida è la sorella minore? Signora? Oh, dica. È la sorella minore la signora Armida? No, ma si sbaglia, ma cosa dice? Ha detto è sua sorella. Signora? Ma chi è lei? Qui è SIP, Servizio Idilli e Passioni. Signora, io credo che qui non ci si capisca. Ma vada al diavolo. Ecco, sì. Insomma, io non ho detto niente di male per essere stato mandato al diavolo, proprio niente di male. Oh mio Dio, spero che sia sorella minore, perché se è la maggiore, lasciamo perdere, andiamo da qualche altro. No, già, sì, per carità di Dio. E qui ho trovato un nome, Ma che nome è questo? Vabbè, proviamo questo, ma sarà, senti, De Alta, può essere De Alta, ma, De Alta, è un nome importante, Armida, niente da fare. De Alta mi sa che non ci sia nessuno. Mi piaceva De Alta non mi ha trovato, mai trovato questo nome in tutta la carriera, davvero? Sì. No, niente. Allora andiamo da un'altra persona che abbia un altro nome, vediamo qui, facciamo questo. De Alta, mi dispiace per De Alta, devo farle una bella serenata. De Alta, il sedile della mia macchina si ribalta. Sempre sul sesso si va a finire, sempre sul sesso. Vabbè, questo invece è un nome più semplice, più normale, ecco, magari c'è, magari anche, chissà. No, No, e dove sono andate a finire queste persone con i nomi, con i loro nomi, Risponde alla segreteria telefonica? Sì, con questa vocina, sì? Se volete lasciate un messaggio alla segreteria telefonica. Sì. Ciao, sono Elisabetta, la bambina perfetta. Sono Elisabetta, la bambina perfetta. Unca la munca, la caciacamunca. Sono molto più perfetta di te, chiaro? Ciao! Ovvio, ecco, questo glielo dovevo, così senza chitarra non importa. La canzone di, insomma, non c'è un verso che parla con qualcuno. La canzone della bambina Elisabetta perfetta, evidentemente è una cosa così. Unca la munca o la cata, com'è? Dice?
come la minchia, no, qualcosa del genere. Beh, proviamo con questa. Ragazzi, qui non se ne becca una, però adesso vediamo. Sì. No. Sì. No. No, niente. Cambiamo ancora. Un c'è verso e fa una serenata a qualcuno. Io ci provo, ma queste persone sono sparite dalla circulation, e allora proviamo qua. Sì, proviamo qua. Ecco, questo è un nome. Sì. Okay. Nome. Sì. Sì, ma vediamo, sentiamo, proviamo, tentiamo, e chissà che non ci riusciamo. Madonna mia, in questo posto sono andati via tutti, Ma, Senti, ora basta con le donne mi hanno deluso, basta, cambio sponda e divento niente, faccio una serenata a un uomo, mi piace questo nome e faccio, no, non si può mica andare avanti così. Secondo, ecco, si chiama Secondo, Secondo sicuramente c'è, come no, è lì che aspetta a Gloria. Pronto signora? Pronto, mi sente? C'è Secondo? No. Sì, è fuori. È fuori? Cioè, c'è, sì? Sì, lo chiamo. Grazie, ecco, è lì fuori. Ma io pensavo... Sergio? Cioè, questo in effetti ha due nomi, mi accorgo ora. Secondo Sergio, secondo è il primo nome, e Sergio è il secondo. Ma come secondo è il primo e Sergio è il secondo? Il secondo non è il secondo. Che ci vuoi fare? Vabbè, sono quelle cose lì. Io comunque, con secondo mi trovo meglio che con Sergio, nel senso che con Sergio di rime e se ne becca poco. Con secondo, che cosa? Sì, vabbè, proviamo, sentiamo se almeno con un uomo, magari una certa età, ma insomma, si possa ragionare. Viene che è arrivato ora era mettere a posto la macchina, viene. Ecco, sì, grazie, lo aspetto. Spero che sia il figlio, che non sia proprio... Cioè no, a volte, ma se vai in macchina, no, a volte, sai, 120 anni, perché la signora già, no, anzianotta. Infatti pensavo che, quando l'ho sentita pensavo che Secondo fosse convolato a nozze con il signore, e invece no, guarda, ecco. Pronto, signor Secondo? Sì. Buongiorno, qui la SIP, Servizio Idilli e Passioni. Le volevo dire che c'è una serenata per lei, perché questo è un servizio di serenate telefoniche. Ecco, c'è una signorina che le ha voluto dedicare una serenata. Ma chi è lei? Qui SIP. SIP. Vabbè, sicuro non c'entra la serenata. Lei deve ascoltare, signor Secondo. Ma sì? Lei ascolti, poi al termine le passiamo la signorina che le ha dedicato questa serenata, va bene? Va bene, ascolti attentamente, signor Secondo. Oh, Secondo, tu sei il più bello del mondo, e io c'ho un culo bello tondo, io ti voglio, ma soprattutto voglio il tuo portafoglio. Oh, Secondo, ti voglio trombare in riva al mare. Secondo me un ti si rizza. Basta, non posso sapere. Secondo mio, mangiamoci una pizza. È andato via, ha fatto finire la serenata, è andato via subito. Bisogna richiamarlo. Sì.
Secondo me un tisilizza, mangiamoci una pizza. A quel punto lì è l'unica cosa da fare, no? Così, l'ho richiamato perché la signorina in questione deve parlare con secondo, no? Deve parlare con secondo, aspetta un secondo e ci si arriva. Sì. Pronto? Sì, pronto, secondo? Sì, com'è? Ciao, ti è piaciuta la mia serenata? Ma no, ma guardi, io ho da fare, non Ma so. no, sono clitoride pazzo, voglio trombarti tutto! Come? Ti voglio leccare tutto leccare da capo a piedi, secondo! Se secondo me proprio mi si rizza davvero questo io. Un c'è verso, c'è nulla da fare, per carità di Dio, andiamo da qualcun altro, meglio qualcun'altra, Hanno lasciato, non c'è nessuno nelle case, hanno lasciato i poveri vecchi, che poverini, secondo, insomma, andiamo avanti, no, basta parlare di sesso, tutto questo sesso, ma cos'è tutto questo sesso, Oh, ecco, via. Oh, basta, ora facciamo una serenata vera, seria. Ecco, di quelle... Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, la signora Franca? No, ha sbagliato. Non c'è la signora Franca? No, Lei come si chiama? ma io c'ho un altro nome, c'ho Lisa. Lisa? Sì? Ah, lei è Lisa? Sì. Ah, ho capito, nel senso di consumata? Come? No, sì, no, appunto, c'è una serenata per lei, signora Lisa. Ma lasci perdere, va. Sì, forse sarà Non ho meglio. tempo. Sì. È solo l'orecchio che si impegna, lei può fare qualsiasi altra cosa mentre ascolta questa brevissima serenata, poi al termine le diciamo il nome di chi gliel'ha dedicata, va bene? Va bene? Va bene, Lisa. Oh Lisa, eri meglio di Marisa, hai la passera un po' lisa, ma sarà colpa dell'età, e magari anche Tomà, poi era donna in Sandolè, a prendere un bel tè insieme a me, Lisa, oh, Lisa se n'è andata via, Lisa non è a casa sua, Lisa ne è andata via, Lisa. No, fa più schifo della mia questa. Oh Lisa, andiamo insieme a far la spisa, è una licenza poetica, del resto io non conosco l'etica. Lisa? Signora Lisa, ha sentito questa scombussolata serenata che le è stata dedicata? Sì, Ecco, sa chi gliel'ha dedicata? non lo so. Emiliano Zapata. No, volevo dire il signor Girolamo. Ma Lei lo conosce? no. Guardi, glielo passiamo un attimo perché Ma lui no, non ho vuole tempo. parlare con lei. Ma io non c'ho tempo. Vuole parlare con lei? Un attimo. Pronto? Pronto? Parlo con Lisa? Sì? Sono Girolamo. Oh, Io ti ho fatto fare una serenata, non so se ti è piaciuta. ma insomma. Insomma, però... Senta, fate presto perché io ho il fuoco e roba che mi brucia. Sì, ho capito. Io ti amo, Lisa. Per questo ti ho fatto fare una serenata. Siamo a me ho 82 anni, guarda. Ecco, io ne ho 84. Ah, ho capito. Possiamo passare insieme il resto della vita. Lisa, so che tu fai bene da mangiare. Sa, stia bravo, mi lascia andare perché mi brucia davvero la roba. Lisa, faremo scintille insieme. No, io no. Sì, quando si accende il fuoco, quando si accende il gas con la Gegino che fa quello e fa la scintilla, l'unica scintilla si può fare insieme. Comunque Lisa, ascoltami, No, sarà guarda, meraviglioso. abbia pazienza, ma io sono maleducata, tiro giù il telefono. Lo tira giù? Sì. Non me lo tirare giù, che già sta giù abbastanza da sé. Lisa, I love you. Lisa, oh, basta così, perché insomma, tra noi vecchiucci, per carità di Dio, fammi trovare un'altra signora o signorina. No, aspetta, ho trovato un maschio. Ma te dimmi, ma no, non è possibile. Ancora un maschio. Beh, abbiamo fatto un maschio, poi una femmina, ora tocca un maschio. No, ha un nome da genio questo qua, No, si chiama Archimede. Come Archimede? Sì, proprio Archimede. Vediamo se c'è Archimede. Ma che vuoi che sia vivo? Ma uno che si chiama Archimede deve essere pure vivo. Ma non è possibile. Pronto, signora? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Il signor Archimede in casa?
No. Lo voleva? Sì. Non c'è. E Chi è che lo cercava? quando torna? Quando torna? Più tardi. Chi è che lo cercava? No, qui è la SIP. Ah, cosa voleva? Servizio Idilli e Passioni. No, le dico subito, c'è un servizio di serenate per telefono, no? Il signor Archimede ha ricevuto l'ordinazione di una serenata da parte di una persona, di una signora, insomma, che gliela vuol fare. E noi dobbiamo fargliela sentire. La facciamo sentire a lei? Lei poi riferisce. Poi le diciamo anche il nome della persona che ha dedicato questa serenata. Va bene? Signor Archimede, lei è la moglie, vero? Sì. Ecco, capito. Non è niente di male, è una serenata, cioè non si ingelosisca, signor. No, sono quelle è un omaggio che una signora ha voluto fare a suo marito. Forse, bene. chissà, si sarà invaghita di lui, no? Può darsi. Ascoltiamo, Archimede, mi mettesti anche un piede, ma io dissi, sa di cacio, e tu mi desti un bacio. Archimede, io so che tu sei bello, e per questo, Archimede, infilamici solo l'uccello. Pronto? Pronto? Ecco, questa serenata è stata dedicata dal signor Archimede, appunto dalla signora Clitoride Pazzo. Come? Clitoride. Di dov'è? Non sappiamo, anzi, aspetti un attimo, l'abbiamo sull'altra linea, se vuole gliela passiamo adesso. Va bene. Va bene. Signora, può parlare direttamente, parli pure, questa è la moglie però del signor Archimede. Oh, ma io mi vergogno. No, parli, ormai è disposta a parlare con lei. Va bene. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi scusi tanto, sa, ma io ho voluto fare questa serenata al signor Archimede perché, come dire, lei è la moglie? Sì? Io mi sono innamorata, mi sono invaghita, ecco, più che altro, mi sono invaghita di lui. Sì? È un gran bell'uomo. Lei è d'accordo con me, vero? L'ha sposato, per forza. Appunto. È un uomo, guardi, meraviglioso. Io e Archimede facciamo scintille insieme. Oh, Archimede, tutte le volte che ci penso mi vengono i calori, sa? Che calore, Archimede. La ringrazio del pensiero. Sono lusingata. Senta, io le vorrei cantare ancora un pezzettino, signora, ancora un pezzettino. No, non è bastato questo. Archimede, ti prego, cambia sede. Ce l'hai grosso come un mulo e allora mettimelo anche in culo. È andata via la signora, peccato, perché sarebbe stata ottima. Come disse Archimede, Eureka! Datemi una leva e solleverò il mondo. In questo caso c'è della roba da sollevare che non so se si solleverà. Ecco, geniale anche, devo dire, Archimede essendo un genio, geniale anche la serenata che nella sua seconda parte, ti prego cambia sede, no? Cosa diceva? Cioè la sede sessuale. Ma insomma, devo dire che io faccio un'altra io provo a fare un'altra. No, dai, ti prego cambia sede. A volte le rime ti suggeriscono anche le soluzioni, no? I rapper se ne sanno qualcosa. Dunque, sì, facciamo questa, se c'è, se non c'è poi non c'ho mica più il tempo, per carità di Dio. Sì, no, chi lo sa. Proviamo. No, Archimede. Ma io dico, l'età media di oggi è 120. Pronto? Pronto. Buongiorno. Qual è l'età media di oggi, signora? 90 anni. 90 anni, ecco, sono andato vicino. Ha detto bene, signora, lei ha 90 anni? No, ancora no. Ancora no, però l'età media di oggi è? 90 anni. 90 anni. Lei è la signora Bruna?
Sì. Benissimo, allora le faccio ascoltare una serenata, signora. È per lei, è per lei. Grazie. È contenta? Sei contentissima. Oh, perfetto, gliela faccio pulita, guarda. È brava, la faccio. Bruna, 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 come te non c'è nessuna. Bruna, 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 tu mi sembri una luna. Una luna bruna bruna, una luna bianca bianca, e la mia fava non è mai stanca, anche se c'hai 90 anni bruna, io ti tromberò. Bruna bruna bruna, non ti dir di no, ah 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 ah. Bruna bruna bruna, non mi dir di no. Mi dici di no? È proprio così. Peccato. Oggi ero gerontofilo, età media 90 anni. Allora! Questo era il sondazzo, ma il sondazzo è anche uno spettacolo. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete.